Cos'è per lei la leadership? Perché lei è un capo, non è un capo, è un leader di questo gruppo. Io sto ridendo, sì. Il modo di guidare gli Il capo, il altri, modo di come si guidare. guidano le altre persone. Dunque, per me il modo non sono io a guidarli. Ci vuole la loro testa, la loro collaborazione, la loro volontà, il loro amore che loro hanno per quello che devono fare. E allora, perché tu quando le cose le fai con amore, mm, non pesano, ti rende utile ciò sai, ti vengono meglio e le persone ti apprezzano di più. E quindi quello che tu cerchi di fare è fare che sì che i tuoi collaboratori facciano le cose con amore. No, loro si devono, per me non sono collaboratori, sono proprietari come caso io. Dico proprietari perché i proprietari sono in cielo. Siamo qua in questa terra per andare a vivere e trasmettere agli altri il modo di vivere, il modo di trattare le persone, il modo di accogliere le persone. Io per me dico che sono nuovo, non è che ci vuole tanto, ci vuole la scuola, la laurea, non ci vuole in questo, ci vuole solo volontà e amore per quello che tu fai. E so che fai tanto pure per i giovani, per Ma i motivarli. Qua giovani, passano tanti giovani. questo guarda, sinceramente non è che io vorrei dirlo, perché pare che io mi metto a dire in evidenza con i giovani, ma noi cerchiamo, noi il gruppo, cerchiamo di collaborare con questi giovani, prenderli per mano, guidarli e andarli a sistemare, perché grazie a Moreno Iemmi che è il chef, grazie al collaboratore di Sara che è il professore Scavo, loro pigliano queste caruse, le imparano, le vanno a presentare poi a livello nazionale e tante volte abbiamo preso magari primi posti, primi premi, secondo, terzo, sempre perché loro le preparano, ci combattono che caruse, io darci un premio magari a chi che ci combattono, non chi che vanno a scuola, l'orario, a venire dire, no? Perché magari i professori hanno le sue colpe, non è che in un certo Anzi, senso hanno anche tante responsabilità. ma più che altro ne va a derivare magari che effettivamente l'ambiente familiare. Perché se l'ambiente familiare fosse in collaborazione con la scuola, si soffrisse da meno e i carosi crescono meglio. Io voglio sottolineare una cosa per chi vedrà questo video che ha detto i ragazzi sono passati di qua, poi hanno vinto dei premi e noi abbiamo vinto. La Questo. vittoria di tutti, non al dunque, la Cioè, vittoria principalmente è dello chef e del professore De Sala. Certo, è una Quindi vittoria di io squadra. posso essere disponibile a dare quella collaborazione che tocca a me di fare, ce la do tutte, ma i meriti sono di loro. certo, ma il Che lo noi diano era... tempo. Mandare avanti, in Caruso, che un barno, lo vanno a svezzare, un barno, un merito che dite. Sì. Io sinceramente sogno uno che cerca di andare a collaborare con i perché ci vuole magari un zucchero di amore Lo per dico, queste signora cose. Abate, diciamo che i grandi sono grandi anche nell'umiltà, ma è veramente una gran bella persona. Quando parla, e lo dico perché poi lo trasmette a noi, quando parla è gioco di squadra, ma il vero leader è il team, si sa, il vero leader, il vero capo è la squadra, cioè siamo Ascolta, tutti, se bravo, funzioniamo bravo. vinciamo e Ma questa è la mica cosa importante. se piglio di bramo, come si chiama, che lo come chiudo pallone. Su da solo che in campo non fa niente. Sì, ma Ma non c'è chi lo dice che ci passa pallone e certo, via. Ora, è così su tutti i campi, su tutte le varie aziende, se noi collaboriamo, ne viene meglio il lavoro e non soffriamo. e poi è simpaticissimo, No, troppo grazie, simpatico, grazie a troppo voi, simpatico. simpatici siete voi perché cerco di stare a ruota con voi perché voi siete bravi, Con che piacere. voi siete bravi e cerco di andarvi E a... funziona, funziona. Grazie.